tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Come potete ben notare ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra cittadina di Nassau. A quanto pare abbiamo terminato la nostra missione, siamo diretti verso la nostra Jackdaw, il nostro cetriolo di mare che si trova ancorato al largo. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Qui ci sono probabilmente i nostri membri della ciurma per quanto riguarda questa missione principale. Vediamo un po' chi troviamo qui in terra. Attenzione, allora, bottini e saccheggi. Probabilmente inizieremo la nostra vita da pirata nel modo migliore, saccheggiando qualche bel bottino o addirittura conquistando qualche bella imbarcazione. Vediamo un po'. Giorno, Kenway. Niente male la tabacchiera che hai lì. Mi sembri astioso, Ornigold. Hai invidia? Perché è più grossa della tua. Ah, devono essere quegli uomini che abbiamo visto appunto nell'osteria. No, scommetto che è roba giamaicana. Preferisco quella spagnola. E così hai una nave tutta tua adesso. Bella. Bene. Ti insegnerò a governarla a dovere. E come si fa bottino nel modo giusto. Bene, il nostro nuovo maestro. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Ci rivediamo al villaggio dei pescatori. Sì. Perfetto, allora devi neutralizzare le navi prima di abbordarle. Sicuramente conquistando il carico che si ritrova all'interno di una nave avremo la possibilità di ingrandire il nostro bottino e quindi ottenere più real per conquistare nuovi potenziamenti per la nostra nave e anche per il nostro personaggio. Quindi vediamo cosa dice il nostro nuovo maestro per quanto riguarda questa nuova tecnica. Eccoci arrivati. Timoniere, Kenway. Stare al timone mi rende fiero, Ben. Mi tiene sveglio. Ah no? Stiamo navigando un po', ti va? Non ho bisogno della vaglia. Quanti saccheggi abbiamo fatto noi due da corsari? C'è una gran bella differenza fra unirsi a un saccheggio e guidarne uno. Stiamo cercando navi mercantili. Allora, gente. siamo proprio nel bel Un mezzo grosso dell'azione. carico. Dobbiamo conquistare Cerca una bella goletta con nave quel mercantile, cannocchiale. probabilmente una goletta Avrai un'idea di che spagnola, tipo di per ottenere carico quindi il suo trasporta. controllo e magari In ciò che tiene generale, nella la loro stiva. resistenza. Usa il cannocchiale, Kenway. Le golette sono troppo piccole da osservare a occhio nudo. Allora, possiamo utilizzare il nostro grande cannocchiale, ovviamente del 1700, per dare un'occhiata qui intorno. Allora, vediamo un po' qui, probabilmente non c'è nulla, una vecchia isola di nativi, vediamo un po' sulla destra, tribordo. Là in lontananza, vediamo un po'. Vedo la bandiera spagnola, probabilmente si tratta di una goletta, ma è troppo lontana dalla nostra posizione. Vediamo se possiamo trovare qualcosa a sinistra. Diamo un'occhiata, mamma mia, sempre le voci dei nostri marinai sotto la nostra. Attenzione, vediamo là sotto cosa possiamo trovare. Una bella goletta con tessuto zucchero. Lo zucchero di questi tempi andava forte, poteva essere esportato nell'Occidente come una vera e propria risorsa d'oro. Quindi possiamo conquistare questa goletta. Devi Allora, essere autorevole e devi pretendere il rispetto assoluto dagli altri. In questo modo soggiogerai le menti deboli. Le tue vittime devono sempre sentire nello stomaco un brivido al pensiero che tu possa scattare in qualsiasi momento e aprirli dal costello. mamma mia che violenza. Allora, R per ruotare la visuale attorno alla nave. Deve essere quella la goletta che dobbiamo ovviamente ottenere. Vediamo un po' se possiamo andare un pochino più vicino. Per sparare palle incatenate guarda la prua della tua nave. Tieni premuto LT per mirare. Perfetto, vediamo un po'. Palle incatenate per distruggere gli alberi maestri. Attenzione, vediamo di fermare la nostra imbarcazione. Fermiamoci amici miei. Attenzione, attenzione. Vediamo di distruggere quelle dannate vele. Fuoco, perfetto. Ancora, attenzione, un bel colpo di cannone rotante. Andiamo, distruggiamo questa dannata imbarcazione. Perfetto, abbiamo fatto fuoco. Ancora, vediamo di distruggere l'albero maestro. Perfetto, attenzione che i nemici stanno cercando di far fuoco anche loro. Attenzione, attenzione. Perfetto, hanno addirittura suonato le campane principali. Facciamo fuoco, avanti a tutta manetta. Spariamo ragazzi, avanti, avanti. Grandi. Ancora un altro colpo di palle incatenate. Forza che ci riusciamo. Benissimo, avanti, continuiamo. Vediamo di sparare a tribordo. Attenzione. Attenzione, i cannoni principali. Alziamoli verso l'alto. Povera Jackdaw, povero cetriolo di mare. Perfetto, mandiamola a picco. Nave neutralizzata. Perfetto, quando una nave è in fiamme vuol dire che è stata neutralizzata. Avvicinarti ovviamente con B per abbordarla, per ottenere tutto il suo carico. Sparare per affondarla per ottenere metà del suo carico. Meglio ovviamente abbordarla ragazzi. Allora, vediamo di lanciarci immediatamente. Abbordiamo ragazzi. Attenzione, attenzione. Andiamocene. Andiamo immediatamente fuori le spade. Lanciamoci con una bella fune. Presto, presto. Andiamo, andiamo. Dobbiamo andare immediatamente. Perfetto, attenzione. Ah, addirittura in mare ci dobbiamo lanciare. Andiamo.
Andiamo, che fantastica musica, vediamo di sentirla tutta. Eccoci, stiamo arrivando dalla zona un pochino più complicata. Attenzione al fuoco, amico mio, attenzione al fuoco. Maledizione, eccoli che tentano appunto di fuggire, vogliono tagliare le funi. Maledetti, eccoci arrivati. È arrivato il nostro grande capitano. Avanti, vediamo un po' di sguainare le spade. Eccoci arrivati, dove siete? Ah, beccati questo, attenzione, il colpo in aria, giù dalla nave. Ecco, in un altro, attenzione al barile di TNT qui alla nostra sinistra. Perfetto, l'abbiamo fatto secco. Ce n'è un altro, ecco che voliamo in aria come un vero e proprio uccellino. Forza, beccati questo. Attenzione, ecco che ne arrivano altri. Oh mio Dio, fatevi sotto. Ah, ci hanno infilzato. Forza miei uomini, vi ho salvato io dalle grinfie della prigione. Aiutatemi a farli fuori. Benissimo, ancora un altro colpo, grande. Beccati questo. Li abbiamo uccisi. Arrendetevi se non volete finire sfracellati come i vostri amici. Grande attacco. Vediamo un po'. Che tengo un buon dia, signor. Ah, addirittura spagnolo Sono questo. il capitano Hornigold e questa è la mia ciurma. Siamo marinai come voi, solo di tutt'altra ambizione. Già, la borsa o la vita? Infatti vogliamo prendere il vostro carico. Vi assicuro che non vi verrà fatto alcun male, purché rimaniate calmi. È tutto chiaro? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Nessuno parla la mia lingua? Nessuno? Little bit. Little bit. Dì ai tuoi amici che rubiamo tutto quanto e che non faremo male a nessuno se restate fermi come state. Hai capito? Please to repeat. Oh, ma che cazzo! Chiudeteli nella stiva e portate via tutto quello che potete. Da veri e propri pirati, eh? Mi sa che siamo riusciti a completare la nostra prima missione. Non è molto difficile abbordare navi di queste dimensioni. Abbiamo ottenuto un ottimo bottino, 35 tonnellate di tessuto, 15 tonnellate di zucchero e 4 barili infiammabili, e anche un nuovo marinaio che si è arruolato all'interno della nostra ciurma. Intanto vendi rum e zucchero al portuale o nella cabina del capitano per ottenere 300 reali. Intanto che ne facciamo di questa nave? L'abbiamo abbordata, però dobbiamo riparare la nostra Jack Doe che ha subito dei danni. Allora, vediamo un po'. Intanto... Per colpirli! perfetto, ormai se ne sta affondando la nave. Vediamo di fuggire di qui per non calare a picco anche noi. Navigare con tanta merce rubata a bordo. Ti abituerai. Ti servono altri bottini perché questa sia una giornata memorabile. Perfetto, allora abbiamo rubato 50 tonnellate su 60, però ovviamente la nostra imbarcazione ha subito dei danni, probabilmente a tribordo, date un'occhiata. Continuate a cantare voi ragazzi. Allora, dobbiamo recuperare altro bottino. Intanto dovrei capire come sparare con i cannoni rotanti, probabilmente l'abbiamo fatto, però non vorrei far fuoco in modo tale da distruggere un'imbarcazione. Vediamo cosa abbiamo a nord dalla nostra posizione. Un'altra goletta con altro tessuto e barili infiammabili. Vediamo di lanciare. Attenzione, si alza una bella brezza tramontana da destra che probabilmente ci sposta a sinistra. Maledizione, non riesco più a tenere la nave appunto dritta. Un bel venticello che proviene dal Golfo del Messico. Vediamo se possiamo procedere dritto a tutta manetta. Distendiamo le nostre vele, dobbiamo tenere una sorta di timone sulla destra per evitare di essere sbattuti fuori. Allora, palle incatenate. Oh no, maledizione, è che mi confondo un attimino con questi tasti. Attenzione che le navi sono proprio davanti a noi. È meglio beccare però una nave da sola. Quelle sono tre, potrebbero farci secchi in una maniera molto veloce, quindi cerchiamo di stare attenti. Attenzione da quella parte, vediamo di beccare una bella imbarcazione un pochino da sola. Ecco, quella là sotto potrebbe andare abbastanza bene. Vediamo un po', non riesco neanche a vedere ecco, tessuto e rum, potrebbe andare molto ma molto bene. Procediamo, acceleriamo a tutta manetta. Andiamo, vediamo se possiamo beccarla. Attenzione che dobbiamo prendere altre 10 tonnellate, quindi cerchiamo di non rimetterci la nostra imbarcazione. Ok, da quella parte c'è qualcosa, addirittura un'altra nave. No, aspettate ragazzi, quella sembra ancora più isolata. Queste due navi potrebbero coalizzarsi contro di noi, quindi vediamo un po' di andare da questa parte. Vediamo quest'altra goletta cosa ha all'interno. Vediamo un po', è troppo lontana, forse è dietro lo scoglio. Vediamo. Ah, del rum, perfetto, e anche dello zucchero. Allora, procediamo. Qui c'è addirittura un piccolo scrigno, però non mi voglio fermare perché non voglio perdere questo tempo prezioso. Ok, immediatamente palle incatenate cariche per abbordare e distruggere quell'altra imbarcazione. Procediamo a tutta manera. Cantate ragazzi, vediamo un po' qualche bella canzoncina caraibica. Avanti. Sentiamo un canto. Eccoli. Ah, è il nostro Adewale che comincia a cantare.
Oh, dobbiamo stare cauti, è una zona vietata. Maledizione, attenzione a tutte queste dannate imbarcazioni. Maledizione, vediamo di metterci meglio. Meglio lanciarci, ragazzi, su quell'altra imbarcazione. Dannazione, adesso ci lanciamo e basta, anche se dobbiamo confrontarci con 3 imbarcazioni. Andiamo, usciamo dal loro contatto visivo. Perfetto, vediamo di prendere immediatamente quelle 2 navi davanti a noi. Ancora a tutta manetta, barili infiammabili. Questa sembra una zona molto più complicata, però ci dobbiamo lanciare, ragazzi. Attenzione, vediamo di rallentare un attimo. Attenzione, pronti al fuoco con la nostra grande palla incatenata. Fuoco! Perfetto, attenzione, cannoni di tribordo. Perfetto, iniziamo a far fuoco. Iniziamo, ragazzi, grandi. No, l'abbiamo mancata. Maledizione, ricaricate. Fuoco! Ancora, ragazzi, un'altra cannonata. Avanti, siamo proprio nel bel mezzo dell'azione. Facciamo fuoco. Ancora, ragazzi, dobbiamo colpirli immediatamente. Un'altra cannonata. Grandi, ancora dall'altra parte. Ce n'è un'altra qui, perfetto. L'abbiamo probabilmente mandata a picco. Attenzione che ce l'hanno tutte con noi. Eccola, becca di questa, amica mia. Perfetto, ne rimane ancora una. Vediamo di apportare quest'altra. Rallentiamo, fermiamoci addirittura. Altra cannonata. Vediamo un po' di farla a pezzettini. Attenzione, proviamo il colpo. Vediamo un po' se cerca appunto di allontanarsi. Fuoco. Non l'abbiamo beccata, maledizione. Andiamo, palle incatenate per bloccarla. Non dobbiamo mandarla a picco. Perfetto. Eccola, che canzone. Ecco appunto, eccola davanti a noi. Distruggiamola, grande azione. Fermiamoci, grandi, perfetto. Eccola qui, vediamo di depredarla. Attenzione, no, mettiamoci proprio vicini. Attenzione, dobbiamo abbordarla. Deprediamola, maledizione. Dobbiamo andare là vicino. C'è un bel po' di bottino da quella parte. Allora, mettiamoci nuovamente al timone. Benissimo, vediamo di metterci da quella parte. Ecco il bottino che appunto sale a galla. Ma quei colpi di violino, ragazzi, che si sentono quando si combatte sono davvero fantastici. Ok, acceleriamo un attimino. Perfetto, allora vediamo che cosa possiamo prendere. Attenzione, vediamo di fermarci. Allora, vediamo un po', probabilmente dobbiamo scendere dalla nostra nave. Abbiamo preso un bel barile infiammabile. Vediamo un po', ancora non c'è nulla. Vediamo se possiamo spostarci. Allora, probabilmente da quella parte ci deve essere qualcosa di interessante. Vediamo un po', attenzione che c'è addirittura un naufrago alla nostra sinistra. Ok, cerchiamo di procedere, benissimo. Andiamo. Allora, vediamo come possiamo prendere questa roba. Allora, ancora barili infiammabili, però rallentiamo un attimino perché c'è un bel naufrago da questa parte. Perfetto, l'abbiamo accolto anche all'interno della nostra ciurma. Abbiamo distrutto queste 2 imbarcazioni. Probabilmente c'erano solo barili infiammabili, quindi mi sa che dobbiamo procedere da quella parte. Ok, andiamo. Ancora no, mi sa che abbiamo raccolto proprio tutto. Va bene, dei barili infiammabili potrebbero essere molto interessanti. Allora, tutta manetta, vediamo cosa c'è davanti nel nostro cannocchiale tessuto. Ecco, allora abbiamo preso probabilmente 2 sentinelle. Allora, vediamo di distruggere immediatamente questa imbarcazione che abbiamo davanti. Rallentiamo, ragazzi. Pronti al fuoco, pronti a suonare le campane. Chiamata a raccolta. Grandi, forza, un bell'urlo. Avanti, ancora, ce l'abbiamo fatta. Un'altra cannonata, benissimo, un bel galeone spagnolo pronto a far fuoco. Attenzione, blocchiamo questa nave. Maledizione, vediamo di farli a pezzettini. Avanti, giriamo, maledizione. Cerchiamo di cannonarla immediatamente. Forza, eccola che cerca di spostarsi. Fuoco, perfetto, cerchiamo di eliminare la spia. Eccola, l'altra seconda imbarcazione. Tieni premuto Y per agganciare il bersaglio, quindi rilascia per sparare con il cannone rotante. Perfetto, distruggere mine e punti deboli. Benissimo, adesso abbiamo capito come funziona. Un altro colpo. Grandi, vediamo di abbordarla immediatamente. Un'altra cannonata, ragazzi, forza che ce la facciamo. Nell'albero maestro, avanti. Oh, c'erano delle mine qua a terra. I barili infiammabili. Attenzione. Oh, delle mine. Attenzione, queste sono mine rudimentali. Stiamo affondando, ragazzi, stiamo affondando. Maledetti, lasciatemi in pace. Carichiamo, forza. Abbordiamo a tutta manetta. Grandi. Allora, vediamo di arrivare. Allora, ragazzi, con gli arpioni pronti ad abbordare la nostra imbarcazione. Forza, ragazzi, andiamo. Qui c'è una bella fune, vediamo di utilizzarla. Allora, come facciamo a utilizzare questa bella fune? Attenzione, vediamo di procedere. Ok, avanti. Maledizione, dobbiamo usare questa bella fune. Dai che viene molto semplice. Eccoci arrivati. Avanti. Oh, maledizione, non l'abbiamo beccata. Forza, saliamo dalla prua. Benissimo, meno male che ci sono i nostri violini che ci aiutano come al solito. Fammi passare, maledetto. Fammi passare. Maledizione, non ci fa salire. Vediamo di metterci meglio. Attenzione a tutto questo dannato fuoco. Forza, ragazzi, datemi una mano. Maledetto, non ci fa passare. Dannazione, vediamo di procedere da questa parte. Li stiamo facendo a pezzi. Forza, saliamo da questa parte. Avanti da qua sopra. Benissimo. Avanti che ci riusciamo. Avanti. Qui può andare bene. Avanti, la ciurma sta morendo. Dobbiamo aiutarli. Maledizione.
che non ci fanno passare. Eccoci, eccoci che arriviamo, ragazzi. Scusate un attimo. Maledizione, questa dannata nave. Fateci salire, maledetti. Ecco che arriva il vostro capitano. Eccoci qui. Avanti. Oh, maledizione, sembriamo davvero degli impacciati. Allora, dove siete? Eccoci. Vediamo un po' quello che puoi fare. Lascia in pace i miei uomini. Beccati questo, affettiamolo. Ecco in un altro da quella parte. Beccati questo. Attenzione, ecco in un altro. Forza. Con le nostre grandi lame celate. Perfetto, mi sa che ce n'è ancora un altro da quella parte. Benissimo, li abbiamo fatti arrendere. Vediamo un po'. Ok, abbiamo conquistato la nostra imbarcazione, ben di rum e zucchero al portuale, abbiamo ottenuto quindi 25 tonnellate, anche un altro membro della nostra ciurma, e ovviamente mandiamo a picco questa imbarcazione. Grande azione, purtroppo non mi sono regolato bene con la nostra nuova forma di combattimento. Attenzione, che stiamo facendo? Buon bene. bottino, Kenway. Altre 5 imprese come questa e sarai a posto per un anno. Ora vendiamo il carico e compriamo alla Jackdaw qualche gengillo. Ma quale anno? Voglio un bottino che mi sistemi per la vita. Diventerò il re delle Indie occidentali. Ti ricordo che siamo venuti a Nassau per liberarci da tutti i re. Beh, sarò un uomo ricco e rispettato allora. Cristo, lascia perdere, amico. Nassau è la tua patria, non l'Inghilterra. Sogni mai di fare il colpo grosso? Una nave così piena d'oro e d'argento che ti basti per tutta la vita. Certo, ma è solo un sogno. Ogni uomo spera di trovare un forziere d'oro abbandonato. Ma sono rari come i re onesti. Bene, allora abbiamo conquistato una buona quantità di bottino. A quanto pare il nostro Edward, molto ambizioso, vuole addirittura divenire una sorta di personaggio importante non solo nei Caraibi ma forse anche in Inghilterra, nella madrepatria. Vediamo adesso quello che riusciamo a combinare. Intanto dobbiamo fare vela per Salt Key e acquistare un bello scafo medio, perché come vi ricordo, grazie al nostro bottino, grazie ai soldi che andremo a ottenere, possiamo sicuramente potenziare la nostra Jackdaw secondo dei criteri ben precisi, come per esempio dobbiamo acquistare un bello scafo medio, perché sicuramente abbiamo bisogno di una bella protezione per quanto riguarda la zona ovviamente inferiore della nostra imbarcazione, ma ovviamente gli scafi si differiscono in scafi rinforzati, avanzati, addirittura scafi scelti per le navi ovviamente molto più interessanti. Esistono anche set di cannoni molto più importanti, come cannoni rinforzati, avanzati, eccelsi addirittura, e ovviamente i cannoni scelti. Tutte queste informazioni, ragazzi, vedremo un po' di spiegarle molto bene nel momento in cui le acquisteremo. Intanto facciamo vela per la nostra grande imbarcazione, per la nostra grande città portuale, e sentiamoci una bella canzone dei nostri pirati. Che bello viaggiare con queste fantastiche note che ci accompagnano nel nostro grande viaggio. Intanto, mentre viaggiamo, è meglio dare un'occhiata sempre con il nostro cannocchiale a cosa troviamo da queste parti. Allora, vediamo un po', lì c'è addirittura un'altra imbarcazione spagnola, una bella goletta, legname e tessuto. Chissà quanto ce lo pagheranno il rum, ma soprattutto quanto ci pagheranno i tessuti. Saranno tessuti spagnoli provenienti sicuramente da qualche bel guardaroba, e quindi attenzione, qua c'è qualcosa di interessante. Un'icona di un pesce da questa parte. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Ragazzi, un attimino con le vostre ugole, calmatevi un attimo. Per un po'. Sì, ragazzi, un attimino calmi, perché qui ho visto qualcosa, una specie di macchia strana. Guarda il bersaglio per arpionare. Attenzione, fermiamoci un attimo. Allora, che cos'è questa zona? Controvelacci. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo tenere premuto per arpionare il nostro bersaglio. Vediamo un po' dove si ritrova. Deve essere appunto da queste parti. Vediamo un po'. Canzone, sì ragazzi, un attimino, dobbiamo dare un'occhiata un attimino cosa troviamo da questa parte. Aspettate un attimo. Perfetto, allora, vediamo un po' come possiamo arpionare questo bersaglio. Attenzione. Vedo carne fresca in attesa di arpioni. Eccola. Inizia ad arpionare, vediamo quello che possiamo fare. Prendete gli arpioni. Wow. Allora, questa è un'attività secondaria che non avevo mai notato. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Laggiù! Quindi una bella missione di caccia, come era appunto su Far Cry 3, solo che su Far Cry, come dire, prima di uccidere uno squalo leuca, una cosa del genere, uno squalo bianco, era molto più complicato. Addirittura ci siamo messi a combattere una volta sott'acqua, a pugni con lo squalo. Vediamo come possiamo ucciderlo. Allora, tieni premuto LT per qualche secondo, e premi RT per causare danni. Pronti? Eccolo, l'abbiamo preso. Oh, maledizione, ci sta prendendo. Procedete! Attenzione, vediamo di arpionarlo nuovamente. Cerca di stare fermo, amico mio. L'abbiamo colpito. Oh, mamma mia, quanto sangue, poveraccio. Attenzione, eccolo.
Oh mamma mia, stiamo andando a traina, ragazzi. Se avessi una bella canna da pesca prenderei qualche bella spigola. Eccolo, ancora un altro colpo. Oh mio Dio, ma quanto è resistente. L'abbiamo mancato, avanti da avere proprio indiano. Raggruppa tutta la tua forza, amico. Avanti. Oh mamma mia. Il bastardo ha strappato la cima. No. Occhi aperti per la sua pinna. L'ha strappata. Dov'è? Maledizione. Viene verso di noi! Eccolo. A bordo! No, stai fermo, amico mio. No, attenzione. Beccati questo. Perfetto. È un infido bastardo. Tirando, Edward! L'hanno preso! Mamma mia, quanto è grosso. Chissà quanto ce lo valuteranno nel momento in cui arriveremo alla costa. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo raccolto. Caccia, capitano! Grazie, amico mio. Osso dello squalo, ovviamente anche la nostra pelle. Procediamo. Benissimo. Non sapevo questa sorta di caccia d'altura, pesca d'altura che era disponibile appunto qui in mare aperto. Siamo a circa una profondità di 150 metri, quindi gli squali 300 metri anche, quindi gli squali sicuramente da queste parti si ritrovano. Intanto vediamo di viaggiare così. Io, ragazzi, i viaggi che farò all'interno di Assassin's Creed 4 Black Flag saranno esclusivamente così, perché come potete ben vedere possiamo trovare delle prede interessanti da queste parti, quindi raramente effettuerò i viaggi rapidi. Abbiamo il vento in poppa, quindi sicuramente stiamo viaggiando a un'ottima velocità. Ho imparato adesso a lanciare sia i barili esterni che il nostro a usare il cannone rotante. Attenzione che qui c'è ancora qualche altra cosa. Fermiamoci. Chi c'è qui? Il naufrago, vieni qui. Attenzione, amico mio, vieni qui Wilson. C'è il nostro Forrest Gump in acqua. Attenzione, vieni qui Castaway. Perfetto, l'abbiamo raccolto. Allora, vediamo di procedere. Credo che quando raccogliamo naufraghi, roba del genere, attenzione, che succede qui? Che sono queste navi? Abitante. Deve essere una specie di zona, un porticciolo, va bene. Credo che quando andiamo a raccogliere i naufraghi essi si uniranno direttamente alla nostra ciurma. Allora, queste sono imbarcazioni di poveri abitanti, quindi tranquilli ragazzi, non vi faremo niente. Procediamo, attenzione agli iceberg a prua, attenzione. No, non lasciamo il timone però, signor Murdoch, procediamo. Allora, vediamo un po', 150 metri, un bel porticciolo. Vediamo di ancorare la nostra imbarcazione immediatamente da questa parte. Benissimo, attenzione ragazzi, qui è una zona molto delicata. Lì cosa c'è? Vediamo un po', attenzione, che cos'è quella zona? Vediamo un po'. Salt Bay Bank, una banca portuale. Perfetto, possiamo fermarci. Allora, rallentiamo. Ce l'abbiamo fatta. Grazie ragazzi, facciamoci un bel bagnetto che dopo aver preso quello squalo abbiamo sudato un pochettino. Perfetto. Allora, vediamo che cos'è questa zona. Si è bagnato! Sì, amico mio, tranquillo, l'ho voluto io. Attenzione alla pesca, amico mio, a non infilzarmi l'amo nelle chiappe. Aia, maledetto. Allora, vediamo se possiamo salire da questa parte. Vediamo un po', acquista uno scafo medio. Allora, ripariamo la nostra Jackdaw. Allora, saliamo da questa parte. Benissimo, ma che bella nave che abbiamo acquistato, ragazzi, Guardate un po', abbiamo qualche vela semidistrutta, però può andare abbastanza bene. Ok, andiamo, vediamo se possiamo procedere. Benissimo, come va la pesca, amico mio, alla grande. Allora, dove possiamo... Oh, scusa, maledizione, l'abbiamo lanciato in acqua. Allora, vediamo se possiamo acquistare qualche bello scafo medio. Allora, parliamo, amico mio. Cosa? Acquistiamo, perfetto. Allora, potenziamenti per la Jackdaw. Scafo medio, giusto, 600 di resistenza. Quindi questo scafo protegge la Jackdaw in media maniera. Va bene, acquistiamo lo scafo corazzato, che è ovviamente lo scafo medio, e vediamo un po' quello che possiamo combinare. Allora, guardiamo la nostra nave sul piano orizzontale. Adesso in tre dimensioni la vediamo proprio degna di essere chiamata così. Sicuramente questo nuovo scafo ci ha fatto completare la nostra bella missione. Bottini e saccheggi. Sicuramente non abbiamo completato le missioni secondarie, saccheggiare 20 barili di rum, però ce la siamo cavata molto bene. Quindi io direi di continuare, ragazzi, perché mi sto appassionando sempre di più. Bottino ricco. Già. Continua così e Nassau sarà la prima città in cui la gente vivrà come Dio comanda, in libertà. Quel che serve è qualche goccia di sangue, sudore e qualche straccio. Non battiamo bandiere qui e ne siamo orgogliosi. La bandiera nera è solo il simbolo della nostra fedeltà alla libertà. Fate bene, amici miei. Questa è per te. Cosa? Onorala. Ok. Lo farò. Dammi il registro che hai con te. Se vuoi tenere viva la Repubblica, servono armi oltre che oro. Allora attaccheremo la marina. Finché batteranno la bandiera di Re Filippo, non offenderemo il nostro re.